Ma io volevo parlare di ricordi concordi. No. No. Vabbè, citazione al grande Checco. Ah sì, Ah, è ecco. vero. che Check, salutiamo citazione al caldamente. Checco no, volevo parlare, cioè la mia idea era quella di parlare di come alla fine la vita è crearsi delle memorie, no? E collegarlo all'estate. Perché chiaramente quest'estate, come ogni estate, si fanno tante buiade, tante robe che poi ti rimangono comunque nella mente. Io penso che se guardo la mia vita, c'ho tipo ogni estate un numero di ricordi, un numero di memorie, e poi d'inverno c'è tipo, sì, un po', magari emozioni più forti, alcuni momenti, però in realtà poi resta abbastanza grigio. Stagnante. Sì, continuare un po' monotono. E più che altro prima stavo riguardando le foto di quest'estate per prepararmi al video, e incredibile come ogni volta che guardo le foto delle estati passate mi distruggono, perché proprio mi immedesimo nel me di quest'estate. Ad esempio prima stavo guardando le foto di quando sono andato a Barcellona con i Fra e penso al fatto che magari in quel momento non te ne rendi conto. Magari nel momento io ho una foto, ad esempio, che ho postato anche su Instagram, in cui ero appena sceso dal taxi, appena arrivato lì a Barcellona davanti alla casa, e si vedeva la Sagrada Famiglia davanti lì alla strada. E allora ho fatto una foto perché ho detto sì, cioè è gordo come cosa, no? La Sagrada Famiglia vista così dalla strada, però non te ne rendi conto in quel momento. Però guardandola adesso è proprio l'inizio del viaggio a Barcellona, è proprio un ricordo che mi riporta esattamente a quella sensazione, no? E poi chiaramente riguardando tutte le altre foto ripercorri quello che hai fatto, quello che pensavi, quello che hai vissuto alla fine. È incredibile come alla fine veramente, più che magari 5 giorni, mi godo di più ripensare a quei 5 giorni che effettivamente quei 5 giorni. Cioè più che altro c'ho una vita davanti per ripensare e godermi di nuovo quei momenti. Quei 5 giorni bene o male iniziano e finiscono lì. Però è un po' triste pensare che ci godiamo di più dopo che nel momento stesso, no? Però posso sì, dire più che altro è quello cioè, che... ha senso questa cosa, ha senso effettivamente, perché poi la mente comunque cioè, decide lui cos'è la realtà che è stata, secondo me, cosa ricordare, come ricordare. Esatto. E È quello il quindi fatto, sì. forse è più finzione il ricordo, no? Sì, alla fine, però essendo anche finzione, un po' romanzata tutta la storia, perché chiaramente non mi ricordo le rotture di coglioni, perché cioè, ci sono sempre, quando parlando ad esempio di andare in viaggio con amici, ci sono sempre rotture di coglioni, ci sono sempre robe che non vanno come vorresti che vadano, però adesso ripensandoci quelle cose lì, cioè, passano in secondo piano. Mi ricordo le cose belle, quello che ho vissuto e le emozioni che ho provato, e alla fine per questo dico che me lo godo di più adesso, riguardando le foto, rimmedesimandomi nel me stesso di luglio, piuttosto che in quel momento, perché è colpa mia sicuramente, però magari in quel momento non mi stavo effettivamente godendo quello che stavo facendo, perché avevo in testa delle cose che poi si rivelano inutili, che il tuo corpo, cioè la tua mente non ricorda, perché effettivamente sono stronzate. Non so, che mi è toccato svegliarmi presto per fare, cioè presto alle 11:30 per fare pranzo, perché gli altri non c'avevano spone di fare un cazzo, capisci? Queste cose qui poi te le dimentichi, non ci fai più, non ci metti più peso a queste cose, capisci? Sì. Per questo il mio discorso era su questo, il godersi. Mi è venuta dopo. una domanda, se nessuno vuole aggiungere un cazzo. No, allora tu hai detto è un po', sì, un po' strano, non avevo mai sentito questa cosa, cioè il fatto che sei più felice dopo aver fatto una cosa, ok? Cioè nel senso è un po' strana come cosa, perché Forse non è felicità, Fra, cioè, No, è anzi. più No, godersi proprio la no. cosa in sé. ok, godere la cosa, ok. Sì, perché effettivamente, cioè, se tu pensi a se sei felice mentre fai qualcosa,
Cioè, sei felice. Io credo molto nel discorso che tu sei felice prima di fare una cosa. Sei più felice prima di fare una cosa Sì, perché che c'è mentre la fai. l'anticipazione, no? Perché hai tutta l'aspettativa, c'è Mm. tutto quel discorso là. Poi forse Poi quando sì. fai la cosa sei nel flow, no? In quello che è flow, e Esatto, quindi... è quello il fatto, Non sì. sai di essere felice Mm. al Sì, momento. ti autoconvinci un po' anche, no? Però era anche interessante il fatto che, cioè, alla fine quello che la nostra mente fa, la nostra memoria fa, è un po' una tattica del cervello, no? Cioè Sì. il fatto di comunque lasciarti con cose positive alla fine. Mhm. Perché tutte le cose negative, a meno che non abbiano appunto un impatto così grande, ma anche in quel caso comunque la memoria, no, cerca di, diciamo, sbiadirle Ecco, in secondo me qualche questo modo. no. Secondo me No, c'è più Beh, di positivo o negativo, più quanto effettivamente ti ha fatto provare una cosa, una determinata ok. esperienza. Quindi se ti ha Quindi- fatto tanto male, ti rimarrà più male ancora. Se ti ha fatto tanto bene, secondo me ti rimane più bene di quello che magari effettivamente è. Però, Ok. aspetta, cioè, allo stesso tempo, secondo me, questo meccanismo che descrivevi te, Cordy, può essere, cioè, visto anche nel modo opposto, cioè magari una cosa che ti ha dato tanta felicità nella tua vita e ti dà una grande delusione o magari qualcosa che ti fa stare talmente tanto male che poi anche tutta la felicità, tutte le cose che ti sei goduto prima, in realtà dopo la cosa brutta che ti ha fatto cambiare la tua prospettiva su quello, le ricordi come cose brutte. Non magari metti in secondo piano effettivamente le cose belle, le cose che ti hanno dato felicità, e pensi, e magari quando ricordi un posto, una persona o qualcosa, ti vengono in mente solo le cose negative. Ok. Quindi è più, secondo voi, sull'intensità di quello Sì. che provi. 100%. Ok, quindi più intenso è. Sì, effettivamente. Però comunque, secondo me, cioè, rispetto una cosa negativa della stessa intensità di una cosa positiva, secondo me quella Allora, bro. negativa in qualche modo viene. Ma è proprio una specie di Viene meccanismo proprio? di sopravvivenza. Cioè, se io ho Viene capito, appunto se io ho capito cosa vuoi dire te, dimenticata in parte. se io ho capito cosa vuoi dire te, è che se è tanto bella e tanto Mhm. brutta te le ricordi, però nel mezzo tendi più a ricordare le cose belle. Di base è questo, Cioè, nel Se è nel mezzo cosa mezzo. vuol dire? che non è troppo bella né troppo brutta. Ma anche a pari intensità, ok? Quindi una cosa tanto bella, una cosa tanto brutta, Mm? quella tanto brutta viene più Offuscata, boh, fra. Sì, offuscata in qualche Secondo me modo. no. Secondo me questo Secondo non me c'è almeno nel mio dipende anche- caso, fra. Forse è molto personale, sì. infatti. Sì, Beh, no, è molto sicuramente. personale come cosa. Secondo me sono dipende cose anche che dal abbiamo- tempo, da Mm, quello sì, che, esatto. cioè, magari tra 50 anni non ti ricordi più le cose brutte, ma ti ricordi solo le cose belle, perché bene o male, come dici te, il tuo corpo è come un meccanismo di difesa, una tattica del tuo cervello, no? Però sì, magari era in più questo quello- momento che è successo, magari una cosa fresca, una cosa che comunque ti influenza ancora adesso, le cose negative ti rimangono sicuramente, secondo me. Se è tanto No, negativa. ma sì, quello certo rimangono, Eh, però sì. a lungo andare forse, cioè il mio discorso era molto più, cioè non abbiamo forse neanche l'esperienza, capito, per capire una cosa esatto, del anche. genere, non abbiamo gli anni sulle spalle per effettivamente sapere se una cosa che ci è capitata tot tempo fa ci fa lo stesso effetto o comunque ha lo stesso effetto di un'altra cosa che ci è capitata in un arco di tempo insomma vicino, ecco. Mhm, chiaro. Ha senso? Comunque Marco, te avevi una domanda, non so se no, esatto, ricordi. tu volevi fare una domanda Sì, se hai prima di finito, tutto però sto se- discorso. se- Sì, ho finito. Poi Volevo- volevo aprire un'altra parentesi. Vabbè, comunque. allora, cioè, a me è venuto in mente mentre sentivo Ricky, cioè, se pensate all'ultima estate, che sentimenti, emozioni vi vengono in mente o in corpo, insomma?
Io non ho una risposta, quindi ci penso, intanto datela voi, bastardi. Ci metti un po' Beh, un come ogni estate, quel pizzico di nostalgia ce l'hai sempre. Vabbè, nostalgia diciamo che è ovviamente. la Di base dell'estate, fra. Per forza. Nostalgia fisso, ovvio, sì. Mhm. Quindi la base di quello c'è. Sì, ma però, nostalgia cioè, che hai già. Quando tu vivi l'estate, sai già che Sai le già cose che- che fai. che Ti giuro, sì, fra. Io mentre sì, lo vivo sì. no. No? A me Io alla sono lì fine tipo l'estate. di sera No. anche a metà luglio, così che Sì, penso, fra. cazzo, quest'estate finirà. no, vabbè. fra, vabbè, però. Sì, Però anch'io vabbè, in ti tanto- dura la no. sera e poi basta, dai. Sì, Parti ovvio che... giochi. Però Sì, la no, nostalgia c'è sempre d'estate. Nostalgia per le estati passate, nostalgia per anche l'inverno, fra, dico. Proprio è un sentimento che magari non è solo nostalgia, che però si muove sui ricordi, si muove su Sì, poi i vabbè, piccoli dai. fil rouge che colleghi agli altri mesi, a esperienze che hai fatto, a persone che hai visto che magari vedi solo d'estate. È O vero, comunque- sì, sì. Sì, poi c'è chi tipo te più spesso, Che è paranoico. tipo me meno spesso. Ci sta. Sì, Ovvio, chiaro. sì. Però è vero, Sì, le comunque sere vabbè. d'estate secondo me sono proprio Appunto. l'apice della nostalgia. Cioè trovarsi magari una sera, più che altro sei lì, almeno mia esperienza, Sì, sì, sì. ti trovi magari in un posto in cui magari sei lì tranquillo d'estate che non devi pensare a nulla, almeno fino a questo momento è stato più o meno così, perché magari d'estate era sinonimo non c'è più scuola, Vacanze, almeno fino all'anno esatto. scorso, vacanze, e quindi c'era questa idea di romanticizzare l'estate e quindi la sera era sempre questo pensiero un po' di sì, l'estate andrà finendo, però allo stesso tempo bisogna viverla e quindi c'è questa Esatto, nostalgia, lascia. però allo stesso tempo c'è questa Infatti è molto volontà. diversa la nostalgia Sì, del sì, momento sì. Sì. rispetto a Poi quella dopo. secondo me anche il fatto che tu non debba pensare proprio a niente in quel periodo Sì, fa esatto. nascere Però vedi, poi. allo stesso tempo, cioè io mi rendo conto che ogni estate che ho vissuto da quando sono pensante, quindi da quando ho 15-16 anni, cioè a livello mentale mi dà più stimoli e questo è sì buono da una parte, sia insomma negativo dall'altra, capisci? E quindi non ho mai passato un'estate senza pensare niente, anzi, è questo il discorso che volevo fare, cioè le estati sono sempre Probabilmente cariche meglio di così. pensieri, fra, sono sempre Sì, ma importanti. Ma perché hai più spazio per pensare alla sì, fine. anche sì. questo Ma sì, magari chiaramente. Senza quella nostalgia magari non vivresti così perché almeno fino all'anno bene, scorso intensamente. sì. Fino all'anno scorso, come abbiamo detto, la scuola durante l'inverno, primavera, autunno era veramente Dipende. egemonia, no? Quindi cioè, Sì. Non tutto il c'era tuo altro. pensiero era quello, bene o male, c'era Allora, una piccola percentuale che pensava ad altro. Mentre d'estate, cioè, la percentuale che pensa ad altro è molto più ampia. Mhm. Poi sicuramente perché so te, Marco, anch'io, la scuola soprattutto gli ultimi anni non mi ha dato molto a livello Sì, vabbè, di penso un po' crescita tutti, personale. Cioè, Mattias non penso Sì, neanche lui. anche. Ma- E quindi d'estate Vabbè. sicuramente, non avendo la scuola, avendo più possibilità di pensare, c'è anche più crescita personale, ti dà molto di più. ovvio. Ma rimanendo su sentimenti, cioè più che altro qualche pensiero rapido, le prime cose che mi viene in mente su ripensando all'estate ora, con il senno di poi, con ragionamento, perché adesso è tutto a posteriori e c'è della consapevolezza. Ma all'estate o Sì, sì, in all'estate. generale oppure No, l'ultimo. Ok. Questa. Quest'ultima estate. Ci sto pensando io. Cioè, non è facile dir veloce. No, No, non è non- facile. Più che altro c'è una cosa, c'è un sentimento secondo me proprio estivo. Cioè che effettivamente se penso ogni estate bene o male, appunto che probabilmente adesso cambierà tutto perché non siamo più studenti, non avremo più l'estate di 3 mesi così che non fai un cazzo. Però c'è il sentimento del estate è qualcosa, cioè Sì. esci e respiri l'aria da estate, ok? E non è Sì. solo una cosa climatica, eccetera. È tipo un sollievo. È più un sollievo, sì. Dai Sì, tantissimi hai- impegni che hai durante... E poi quest'ultimo anno comunque
il sollievo è stato ancora più Esatto. grande perché Sì. poi con Era l'esame moltiplicato. c'è stato per proprio un crescere di 2000. ansia e poi c'è stato basta, sollievo. Bam. Totale. Ecco, un altro Libertà, sentimento libertà. costante nell'estate, secondo me, è la noia, che non è un sentimento, più un Sì, Sì. vabbè, Stato. sentimento, qualcosa che Ecco. senti. Sì, boh, non so. Ma perché appunto è il discorso che tu durante sì. primavera, autunno e inverno hai un sacco di robe da fare, almeno nella vita da studente, no? E poi hai questi 3 mesi in cui puoi anche non far nulla, proprio zero. Sì, cioè proprio Per questo ti sembra vuoto. noioso non fare nulla. Cioè, per aspetto l'estate è vuota. Cioè, sì, devi guarda, fare te le cose, devi capito? trovarti te le cose esatto. da fare. Tutto il resto Certo. dell'anno, sì. sì. Mm. Cioè, più che altro sei tu che la devi riempire. Sta Mentre- te come poi, ovviamente. Esatto, mentre durante l'anno ti viene imposto di riempirlo, capito, il tuo tempo, Chiaro. in qualche modo. Finora almeno, poi comunque in qualche modo c'è sempre qualcuno che ti impone. Ci sono di sempre fare i doveri, qualcosa. anche nella nostra esatto. situazione. Esatto. Potrebbe Ancora esserci per un una po'. bella metafora qua tra l'estate e la vita, perché alla fine anche la vita dopo la scuola la devi creare te, la devi riempire te. Sì, Cioè, però... cioè sì, alla fine Sì, no, è le vero, scelte è le fai vero. te, fai te la scelta di andare a studiare o di andare a lavorare o di fare qualcosa per crescita personale. Alla fine è sempre tua la scelta, non c'è nessuno poi che ti impone. Cioè, fino all'anno Sì. scorso O almeno dovrebbe E essere così. infatti questo era dove un po' volevo arrivare, cioè il fatto che quest'estate, a parte io un'altra cosa che volevo dire era, cosa che mi viene in mente, non è un sentimento, penso, no, non è un sentimento, novità proprio, quest'estate È è vero. nuovo, proprio nuovo da tutti i punti di vista perché nuove aggiunte, nuove persone, nuovo tutto, cioè veramente, perché si è rinnovata la vita alla fine, no? Cioè novità su novità. è vero. E quindi poi cos'è che ne è derivato da questo? Il fatto che quando è finita non è veramente finita, e quindi anche qua, cioè, era molto buona la metafora della vita con l'estate che facevi te, Ricky, Mhm. perché questa volta non c'è stato quello stacco di nuovo dove tu hai detto basta, si torna alla normalità, diciamo, no? Perché l'estate era una parentesi durante l'anno, no? Mhm. Ma invece è stato un lento movimento, molto, cioè una transizione molto, Più lenta, è vero. capito, più lenta, più... Sai anche cosa? Boh, strana anche, cioè fino a tipo ottobre così era ancora estate, capito? Boh, Cioè non cioè- eri... boh. Sì, sai cosa? Il fatto è che, cioè, ripensando a quello che tu hai detto, Mhm. rispetto all'anno scorso che il 13, il 15 settembre tutti, cioè tutti del nostro gruppo, tutti i nostri amici, bene o male, iniziavano a fare la stessa cosa. Quest'anno c'è chi ha iniziato ad agosto a lavorare, come Marco, come K alla fine. E c'è chi... Sì, però piccola parentesi, scusami, poi continui pure. Mm. Cioè, io l'estate davvero l'ho sentita finché non ho iniziato a lavorare in bar. Quindi Ah, ok. metà Ah, ottobre sì. buono. Mhm. Fino a lì quello io è vero. sentivo che avevo le giornate davvero vuote, o comunque che riempivo come cazzo volevo, e qualsiasi cosa a disposizione. Nel senso, voglio andare a Bologna in giornata, vado, perché non mi costa un Mhm. cazzo. Quando È ho vero. iniziato a lavorare, fra che è un impegno, ho dei doveri, cioè devo essere lì presente a fare una cosa per 4 giorni a settimana, lì ho iniziato un'altra fase proprio. Sì, Mhm. più che altro hai ripreso la routine che fino a quel momento non c'era stata. esisteva. Esatto, alla fine. esatto. È quello. Sì, ritornando a quello che dicevo, vabbè, cambiando poi te da metà ottobre, comunque ogni persona, delle persone che ci sono vicine alla fine dei nostri amici, è iniziato un po' sfasato, no? Ognuno, io ho iniziato il 13 settembre, c'è chi ha iniziato più avanti l'università, ad esempio, chi magari bene o male, come K, vabbè, name dropping qua, inizia un po', cioè fa un po' una cosa, un po' un'altra. Cioè, c'è molta, cioè quel passaggio che tu hai descritto come lento, Cordy, è anche secondo me per questo, perché bene o male
nessuno ci ha detto l'estate finisce qui. No, Ognuno esatto, aveva la sì. propria data, la propria idea di quando poteva finire l'estate, come proprio pensiero. Sì, però comunque anche in quel caso non finiva, capito, in quel momento. Esatto, Cioè sì. non è finito Sai in quel però momento. cosa? Scusa. Non so, cioè se vuoi aggiungere qualcos'altro. Prego. Cioè, no, l'unica cosa è, cioè, che non è finita in momenti diversi, no, per tutti. Mhm. Che era, ma è proprio traslato verso qualcos'altro. Sì, comunque di è nuovo. molto visione da studente questa. Sì, Cioè, più che altro proprio- anche questo beh. è novità, cioè anche quello che stiamo Sì, facendo adesso è perché novità, prima quindi è era tutto esatto, una 15 novità. settembre hai detto Terry che tutti Esatto. iniziano a fare la stessa cosa. Sì, è Proprio di quello. botto, no? Quindi Certo. Però adesso se è- da una parte è stato molto graduale, io avevo il sentimento anche prima dell'estate che arrivava che quest'estate sarebbe stata un crocevia e che quindi il nuovo, che sarebbe stata con la fine dell'estate, si sarebbe portato via tutto il vecchio, quindi compresa l'estate. Mhm. L'estate poi è stata molto proprio transitoria, quindi succedevano cose nuove, succedevano cose strane per quanto mi riguarda Sì. e non capivi bene come reagire, però mi rendevo conto che ogni cosa che facevo portava delle conseguenze e che in qualche modo chiudeva certe porte, chiudeva capitoli della mia vita, eccetera. E questo sentimento non c'era nelle altre estati, chiaramente. Per questo è stato, vabbè, chiaramente è stata forse l'estate più importante della mia vita, mi direte voi se anche per voi è stato così. Sì, ovvio. Sì, Sì, sì. cioè più che altro penso Vabbè. che soprattutto nel momento della vita in cui siamo noi, ogni estate è l'estate più importante della tua vita. Poi si arriverà a un punto in cui Però ci però si inizierà proprio magari a pensare questa- all'estate. Cioè questo sicuramente è stato transizione, Questa come sì, per tutti, no? Però cioè, penso che sì. l'anno prossimo ad esempio sarà la nostra prima estate dopo. Da Però non lavoratore, non cioè, segna non, così non tanto, avrà la secondo me. stessa, secondo me, importanza di questa. Boh, Cioè, secondo questa me alla segna fine- proprio, secondo me, un... Boh, alla fine sta anche a noi, fra, perché infatti se sta a diventi noi, milionario sì, domani, bro, e l'estate prossima giri il mondo, come fai a dire No. poi che... No, vabbè. vabbè. Sì, però ho capito, cioè... Quella sarebbe la più bella. Però Vedi, secondo me la più importante la resta retorica questa. fra l'adolescenza, gli anni più belli della nostra vita a me sta stretta, fra, perché io non voglio che appunto gli anni dell'adolescenza siano i migliori sotto qualche punto di vista, perché vorrei sempre che ci fosse un crescendo, che poi mi viene a dire vabbè è il migliore perché il tuo pensiero si sviluppa, perché Prime hai esperienze. delle sensazioni che non avrai, vabbè ci sta. Però venirmi a dire guarda, quell'estate non saranno più belle come questa, boh, non ci credo, perché la mia intenzione è fare l'opposto di questo. Mhm. Poi non è che c'è una regola, quindi No, infatti sta a noi. esatto. Sta a noi creare delle estati memorabili alla fine. O anche degli No, sì, inverni. ma infatti non... Ma sì, ma il discorso infatti non era che... Boh, cioè... comunque il futuro non è che lo posso vedere. E quello che volevo dire era appunto sì che... è stata gorda, è stata la migliore finora e basta. È stata gorda. È Però stato. vabbè, magari non la Ma più sei un bella, passaggio però fra, secondo me dai, resterà la più importante. mi Non cambia più la bella. vita. Sì, più fra importante sta roba. sicuro, fra. Più importante sicuro per ora, però bro, non puoi dirmi... Cioè... Sì, ovvio. Cos'è? Chi Vabbè, è che lo sì, diceva? dai, sì, Homer per ora. sempre. Per ora. Il giorno più bello della tua vita? Per ora. No, diceva il peggiore, tipo. Sì, dice il No, peggiore. Però la ma visione diceva di per Cordy qualsiasi è- roba, fra. Aspetta Bella, un Cordy. attimo che penso un attimo. Ma sì, infatti. Pensi? Ma tu pensi? Non esagerare. No, collego fra i cavi. Ma invece Mi do la eventi scossa. importanti, cioè tipo proprio roba grossa che è successo quest'estate, che ho cancellato per... Le canne. Beh, fra io ho fatto un... Sì, ma non viaggio tu, di non me ne maturità. fotto... Cioè, la gente non fotto un non è che... Cose grosse mondiali che ci sono state quest'estate. Boh, io direi tipo la No, vittoria mondiali degli Terza Mondiali. italiani. andata Sì. Covid. Ah, è vero, figa. L'Italia ha vinto gli europei. Figa. Ah, beh, potremmo fare una bella domanda, Non veloce, solo. velocemente. Dov'eri quando l'Italia ha vinto i mondiali?
Oh. Allora, il ti posto dico- più bello d'Italia. Cosa di Il pro- Cordi? Allora, intanto però non hanno vinto Gli i europei, mondiali, sì, ma gli non- Per ora, europei. per ora. Per Mamma ora- mia, Cordi. No, beh, li hanno vinti nel passato. 4. Ma sai qual è il problema? È che gli europei, primo terzo li ho vissuti mentre studiavo per l'esame di maturità, Sì, è vero. metà a Barcellona e la fine a Padova. Quindi proprio tutta l'estate segnata da sta roba qua. Ballo, sì. Guarda, sì. Beh, Cordi, Allora. c'è stata la semifinale che è stata meglio della finale, secondo me. Minchia. Sì. Cioè, è esploso tutto quella... sì, noi Ma voi dove eravamo eravate? là- Quella Eravate sera. in figa, la villa? Sì. Non eravamo alla villa, eravamo in un pub del cazzo. Sì, vabbè, con- in quella vacanza. Sì, eravamo lì e... Non avevo mai visto una scena del genere, sinceramente, neanch'io, dopo una sinceramente. partita. Ma Beh, per la più che altro- Baldoria? Poi... Per la Baldoria, intendi? Sì, ma casino che non mi sarei neanche immaginato, Secondo me sinceramente. è anche ingiustificato. Cioè, Beh, era la minchia, cioè guarda semifinale, che nel senso- tutto l'hype che c'è stato dietro agli europei molto era non giustificato e causato dal rumore di internet, perché c'era tanta gente che seguiva gli europei perché giocava a Barella, perché era un bel ragazzo, capisci? Cioè, che non voglio essere poi... Comunque, Vabbè, hai detto fa Barella tifo, perché fa ti assomiglia, casino, ok. Io Ci sono sta, un dai. vero appassionato, bro, l'ho seguito in fondo. Bravo! Bravo. Allora, Cordi, ti Poi lasciamo sei lo vero, spazio. Fai Real un bel Cordi. monologo. E infatti allora Cordi, ho un regalo per imparato te. fra... Ricky, fai entrare Barella. Vai. Cosa? Abbiamo Hai un vinto una ospite. maglietta firmata da Nicolò Barella. Mi sa che mi dovranno mettere in baralla, bro, no? Cioè, dopo sta roba, fra... Dai. No, secondo No, me... Ti ho interrotto. Vabbè. cioè, è stato importante, bro, perché poi è iniziato il Fanta. Mamma mia, Mamma non mia, serve, cioè. non serve questo intervento. Cioè, Oh, no, ha ragione, grandi Ma cambiamenti cosa- nell'estate sì. di Cordi. Ha iniziato a Ha fare. iniziato il veramente, Fanta, uno che l'ha che- iniziata sei tipo ad diventato ottobre, un quindi uomo. Vabbè, era ancora estate. Ah, giusto, è ottobre vero. Per me, quindi... si ritorna. No, secondo me il fatto è che è stato l'europeo, alla fine è stata la prima volta che abbiamo visto l'Italia, a parte vabbè, la finale dell'europeo che poi abbiamo perso contro la Spagna, però vabbè, poi quella si dimentica. Però è stato alla fine la prima volta che abbiamo visto l'Italia vincere da persone pensanti Sì, e sì, persone vero, che vero. effettivamente Più che altro le situazioni riescono a- proprio. Sì. Sì, poi capire ce la cosa siamo sta vissuti succedendo. tutta bene perché tu ti sei visto Sì, Ricky, ai tu ti sei rigori. visto... Eh? Fino ai rigori comunque poi è stato Vabbè, tutto... cioè, no, è chiaro che... È stato proprio il sì. sogno, no? Sì. Cioè, Sì. le partite perfette che devono finire così, no? Quello Esatto, sicuramente, ma infatti io ci ho avuto un po' questo feeling, perché nel momento in cui mi trovo in Spagna a luglio e mi becco la semifinale Italia-Spagna e l'Italia vince, capisci che, cioè io lì pensavo, cazzo, cioè non possiamo perdere stasera, io sono qui, l'Italia no. stasera vince e infatti figa, Sì, abbiamo ma cosa è vinto. successo lì? Vabbè, dai. Sì, effettivamente è vero, eravamo in sto bar e ci hanno lanciati i petardi dentro gli spagnoli, vabbè. Ma robe. Vabbè, ma fra... Bueade solite per il calcio. Anch'io lo Meno farei. male tutti che i eravamo fulli. in Italia, noi logo, Ah, Per fortuna, sì. Ma poi eravamo tutti a Sherwood, no, tranne Ricky. No, alla No, finale Italia, Cordi neanch'io. e Logo. Io avevo la gente a casa, fra far così. La finale Beh, l'abbiamo Sherwood è vista... stato incredibile. Beh, ti dico Sherwood anche era Barceloneta. meglio. Immagino. Incredibile. Anche Barceloneta. È stato bello anche vedere una vittoria dell'Italia così grande all'estero. Perché in effetti, cioè, once in a lifetime. Ah sì. Cioè no, speriamo di no, insomma. insomma. No, Dai, guarda. Merda. First in a lifetime. First in a raro. diciamo. Però sì, poi anche il fatto che l'abbiamo vissuta bene o male quasi tutti, cioè europeo io lo metto proprio come sinonimo Sherwood, cioè alla fin fine Minchia. l'abbiamo vissuto tutto a Sherwood da quando è Dai. passati i gironi, tutte le Anche partite... da prima dei gironi in realtà. No, i gironi io non li ho visti, No, forse, boh, non lo so, però l'ultimo. l'importante, cioè, dopo i gironi io le ho viste tutte a Sherwood, tranne la finale. E quindi... Io al contrario, fra. Eh, Non ho sì. mai visto due partite di fila nello stesso posto.
No, avevo... Mi rendo conto ora. No, in Cioè, Spagna io- poi abbiamo visto Belgio, Italia. Ma non... C'è una casa e una... Vabbè, figa, anche allo stesso posto. Eh, Madonna, basta. poi in che condizioni versava. Cioè, capisci? È stato proprio un... Vabbè. un lasso di tempo irreale. Sì, sì, sembrava finto. Sembrava che l'Italia ha vinto col tiro a giro di Insigne, ok? Gira. Dai. Sembrava finto. Io Berghian, Sì, Shori, Ma where you era from? tutto Shit, Tutte from cose Italia. comunque Era chiamate. scritto. Sì, tutto chiamato, veramente, fra. So. Beh, A parte It's Coming Home. Cioè, A parte- Elisabetta Nominchino, fra. Cioè, già lo sapevamo, abbiamo vinto gli europei, ma capisci che era già Sa, scritto. Rondo. Rondo già lo so. Anche Capo l'aveva scritto, no? sì, Appunto. alziamo la Coppa Wembley. Vabbè, Tutti qua. Vabbè, adesso. vabbè. fra. Fra. frattino. Dai, Bene, Cody, fai un... siamo giunti qua Siamo giunti. alla fine Cos'è? di questo episodio. È stato un po' un peccato, devo dire, abbandonare per così tanto questa serie. Dobbiamo ammettere che sicuramente tutti i nostri spettatori hanno sentito la nostra mancanza. Incredibile mancanza quanto di Allora, riesci a questo- essere chiunque serio. editerà questo video, non mettete sta roba. Di per favore, questo, va. cioè, no, cioè, la Mi metti imbarazzo, mancanza fra. di Ma questo guarda com'è serio però. Cioè, programma, ok? Che è l'unico, ok? L'unico che puoi trovare con L'unico questi in Italia. contenuti. ma stai anche sbattendo sulla scrivania. L'unico nel mondo. Sta vendendo le mastrotte. No, anche quest'altro è più... È l'unico, Stua ma sto l'unico. episodio, fra, basta, che devo andare a dormire, fra. Cita la mia pelle sta di zenzero. Va bene, ciao, buonanotte.